Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Filmava le alunne e le denudava con l'intelligenza artificiale. Arrestato il collaboratore scolastico di un istituto della provincia di Catania. Il suo account individuato negli Stati Uniti. Con in mano il coltello con cui aveva appena ucciso Daniela Zinnanti, Santino Bonfiglio ripreso da una telecamera nel momento in cui lascia la casa dell'ex compagna a Messina. Ho fatto campagna elettorale per Iacolino e Tamaio, la frase intercettata nel telefono del boss Vetro, arrestato nell'inchiesta su mafia e sanità. La replica di Tamaio: non lo conosco. Nave russa carica di gasoli e gas alla deriva nel canale di Sicilia, Italia e Malta con il fiato sospeso. Il ministro Musumeci: evitare il rischio ambientale. Spunta un nuovo testimone nella scomparsa della piccola Denise. Si chiede l'apertura di una commissione d'inchiesta parlamentare. Erice ieri sera ha reso l'ultimo saluto al fisico Antonino Zichichi, che sarà tumulato proprio nel comune dove fondò il suo centro di ricerca. Calcio, Palermo atteso nel pomeriggio dal big match a Monza. La squadra rosanero ha la grande chance per fare un'incursione nella zona promozione diretta. In Serie C domani il Catania gioca in casa dell'Altamura, match crocevia per la squadra che vuole trovare convinzione, per Toscano che in Puglia si gioca tanto. Il Siracusa fra qualche ora a Latina, domani il Trapani gioca a Picerno. Fotografava le alunne e le denudava con l'intelligenza artificiale. Arrestato un collaboratore scolastico di una scuola media in provincia di Catania. Marco Carli. Dopo averle fotografate anche a loro insaputa, le spogliava con l'intelligenza artificiale, facendole apparire accanto a lui, come se la foto fosse stata scattata insieme. Agiva così un collaboratore scolastico di una scuola media della provincia di Catania attraverso le immagini, in taluni casi rubate, delle giovani alunne. È l'accusa contestata dalla procura di Catania a un 58enne arrestato dalla polizia postale, che gli ha sequestrato un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, anche con vittime in età infantile o con scene di sesso con animali. L'uomo, arrestato in flagranza, è stato posto poi ai domiciliari. Era stato segnalato da una ONG statunitense che si occupa di bambini scomparsi e sfruttati al Centro Nazionale di Contrasto della Pedopornografia Online della Polizia Postale di Roma, che ha interessato i colleghi del capoluogo etneo. Da lì è cominciata l'indagine coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania a tutela dei minori e delle fasce deboli. Si partiva da un italiano che conservava nella memoria immagini e video di pornografia minorile. Le successive investigazioni hanno consentito l'identificazione del collaboratore scolastico. Andiamo a Messina, dove una telecamera di videosorveglianza ha ripreso Santino Bonfiglio nel momento esatto in cui usciva dall'appartamento dove aveva appena ucciso l'ex compagna Daniela Zinnanti. Francesco Triolo. Le 22:25 di lunedì 9 marzo è l'istante esatto in cui Santino Bonfiglio esce dall'appartamento di Daniela Zinnanti tenendo nella mano destra il coltello sporco di sangue con cui ha colpito la cinquantenne più e più volte. Sono le immagini della videocamera di sorveglianza del complesso di Via Lombardia ad incastrare il 67enne messinese, quelle immagini che la polizia ha acquisito martedì pomeriggio, il giorno dopo quello del ritrovamento del cadavere della donna. L'uomo, tranquillo, va verso l'uscita del complesso, non corre, non si agita, aveva lasciato tutta la sua rabbia e la sua furia sull'ex compagna. Alla GIP Alessia Smedile e alla PM Roberta Laspeme a confessare il delitto. Il fermo è stato convalidato ed è diventato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo ha raccontato di essere andato lì per cercare di convincerla a ritirare la denuncia. Quindi il nuovo litigio, dopo, è un'altra ipotesi, aver saputo di una nuova relazione intrapresa dalla donna. A quel punto avrebbe reagito nella maniera più bruta, utilizzando quel coltello che si sarebbe portato da quella casa dove erano gli arresti domiciliari, senza quel braccialetto elettronico che invece avrebbe dovuto avere. Dall'autopsia eseguita dal medico legale Alessia Asmundo, la PM Laspeme vuole avere contezza esatta di quando la donna è deceduta, le cause, i colpi inferti e tutti gli altri elementi che potranno completare il quadro dell'indagine.
E intanto si apprende che Bonfiglio aveva un precedente penale risalente al 2008, quando inseguì e picchiò la convivente dell'epoca che era fuggita in strada a Spadafora, in provincia di Messina. Fermato da un vigile urbano, Bonfiglio era rientrato in casa per poi uscire con un coltello in mano, cercando ancora di colpire la donna, che riuscì a difendersi col braccio e a salvarsi. In quell'occasione Bonfiglio fu arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Ho fatto campagna elettorale per Iacolino e Tamaio. Una frase intercettata sul telefonino del boss di Favara, Carmelo Vetro, apre nuovi scenari nell'inchiesta che ha scosso la sanità siciliana. Sentiamo Marco Gullà. Nel telefono del boss Vetro c'era un Trojan che ha svelato la mappa degli interessi del mafioso. Carmelo Vetro era attivissimo e progettava sempre nuovi affari. Il Trojan piazzato nel suo smartphone ha svelato una rete inquietante di relazioni all'interno della regione siciliana che vanno dall'assessorato alle infrastrutture all'assessorato alla sanità. E poi alla politica, alla massoneria. Il gancio del mafioso era Salvatore Iacolino, il super manager fedelissimo di Schifani. In cambio dei favori il boss avrebbe assicurato sostegno durante alcune campagne elettorali, come dice lui stesso in un'intercettazione. Campagne elettorali per Iacolino e Tamaio, frase che apre nuovi scenari nell'inchiesta. Il nome di Tamaio, citato dal boss Vetro in una conversazione con un amico, accende i riflettori anche sulla campagna elettorale dell'attuale assessore regionale alle attività produttive, che nel 2024 ottenne un vero e proprio exploit alle europee. Naturalmente non basta la frase di un boss intercettata da una microspia per trarre conclusioni, e di Tamaio peraltro replica: non ho avuto alcun incontro, ne ho mai conosciuto il signor Vetro durante quella affollatissima campagna elettorale. Intanto sia Vetro che Iacolino si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP. È ancora incerto il destino della nave russa carica di gasolio e gas alla deriva nel Mediterraneo. Italia e Malta sono con il fiato sospeso. Il ministro Musumeci dice: speriamo che non sversino in mare idrocarburi, sarebbe un disastro. Tonino De Mano. Vaga tra Malta e le Pelagie, anche se il vento e le correnti nelle ultime ore tendono ad allontanarla dalle coste italiane. La metanera Arctic Metagaz, battente bandiera russa, senza equipaggio ma con a bordo 900 tonnellate di gasolio e serbatoi pieni di gas liquefatto, è una bomba ecologica da disinnescare in fretta, con i governi di Roma e La Valletta mobilitati per fronteggiare l'ennesima emergenza nel Mediterraneo. Questa volta si tratta di intercettare una petroliera senza controllo dopo essere stata colpita presumibilmente da un barchino o drone ucraino. Una situazione che preoccupa e non poco l'Italia, che ha mandato in zona un rimorchiatore ed un mezzo anti-inquinamento della Marina Militare, ma che al momento non può intervenire direttamente, visto che l'imbarcazione si trova in acque territoriali maltesi. Roma è comunque in allarme, con Palazzo Chigi che segue costantemente la vicenda. Quello della nave ferita è un esempio di come gli effetti della guerra arrivino anche sul nostro territorio. Stiamo monitorando la gasiera, stiamo sperando che gli idrocarburi che contiene possano non fuoriuscire e quindi scongiurare un problema ambientale che metterebbe a serio rischio la fauna ittica di quell'area del Mediterraneo. Al momento non è ancora chiaro quale sarà il destino della Arctic Metagaz. Una delle ipotesi potrebbe essere l'indotto affondamento. Prima però bisognerà recuperare il carico ed evitare che si disperda in mare. Rischio ambientale elevatissimo e potenzialmente irreversibile, tuona il WWF, che chiede un intervento immediato a tutela delle acque e dell'atmosfera. Un nuovo test mai ascoltato prima dagli inquirenti potrebbe riaprire il caso della piccola Denise, scomparsa a Mazzara del Vallo nel lontano 2004. Laura Spanò. A più di 20 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la storia della bambina sparita il 1 settembre 2004 a Mazzara torna in primo piano grazie a un testimone inedito residente a Milano, mai ascoltato dagli inquirenti e scoperto dalla criminologa Antonella Delfino Pesce, che assiste da tempo Tony Pipitone, padre legale di Denise. La stessa ha presentato un'istanza formale e urgente alla Procura di Marsala per un incontro per depositare una relazione con elementi assolutamente dirimenti. Un testimone ritenuto
affidabile che avrebbe fornito dettagli cruciali che, se trovassero riscontro, aprirebbero una pista d'indagine finora inesplorata. Non è la prima volta che la difesa di Tony Pipitone tenta di riaprire il fascicolo. Oggi il quadro sembra mutato. La speranza di Tony Pipitone e della moglie Marisa Alagna non si è mai spenta. Continuano infatti a raccogliere firme per istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Denise. Noi non ci fermeremo mai, non ci arrenderemo mai, anche giustamente come fa a fermarsi un genitore davanti alla scomparsa del proprio figlio. Denise merita verità e giustizia, è la bambina che ama tutta l'Italia. A Ragusa, condannata a 3 anni e 3 mesi una donna originaria di Modica accusata di aver abbandonato il figlio appena nato. La vicenda risale al 2020. Veronica Barbarino. Condannata a 3 anni e 3 mesi di reclusione, la donna modicana di 46 anni accusata di abbandono del figlio appena nato. Era il 4 novembre del 2020 quando la donna, dopo aver partorito in casa a Modica, consegnava il bambino al padre naturale, morto 2 anni fa, con il quale aveva una relazione extraconiugale. L'uomo ne simulò l'abbandono e il ritrovamento a Ragusa accanto a un cassonetto della spazzatura, proprio di fronte al suo negozio. Il neonato fu trovato avvolto in una copertina all'interno di un sacco per la spesa con il cordone ombelicale non tagliato. Una volta soccorso, gli venne dato il nome Vittorio Fortunato, come augurio per una vita iniziata tra grandi difficoltà. A 20 giorni dal ritrovamento, il bambino, che oggi ha 5 anni, è stato affidato a una famiglia fuori provincia. Ma la battaglia legale per il suo futuro non è ancora conclusa. Il piccolo è stato dichiarato adottabile, ma la madre naturale ha presentato appello per richiedere che le venga restituito. La decisione sarà esaminata il 18 marzo. La polizia ha arrestato a Catania una 19enne originaria di Milano che era in possesso di 2,7 kg di droga tra hashish e marijuana. La ragazza era stata fermata per un controllo in strada e nella sua auto è stata trovata una sacca sportiva con una parte della droga. Il resto era a casa sua. E come ogni fine settimana torna in diretta Il Punto, l'approfondimento curato da Luca Ciliberti dopo la bufera scatenata dall'intervento di Giussi Bartolozzi. Cosa ci dobbiamo aspettare in questa puntata? Il Punto bisogna sempre guardarlo, diciamo, perché vengono fuori tante sorprese. Dico, grande successo ovviamente la scorsa settimana, siamo diventati probabilmente la trasmissione più chiacchierata d'Italia, diciamo, nella quale si è discusso tanto. Allora, oggi continueremo a parlare ovviamente di giustizia, continueremo a parlare di referendum, lo faremo con un confronto secco, veloce nella prima parte della nostra trasmissione con Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, e il senatore Antonio Nicita. Poi ampio spazio, ovviamente metteremo da parte la questione giustizia, referendum, apriremo un altro capitolo che riguarda la giustizia, che riguarda le inchieste in Sicilia che non mancano mai. C'è un'altra inchiesta che scuote la regione siciliana, quella legata anche al supermanager Iacolino. Dibatteremo ovviamente in studio con la politica, con i giornalisti, insomma c'è tanto da raccontare anche su questo fronte. Tra gli ospiti non si vede da tanto tempo, tornerà con noi il deputato ex Fratelli d'Italia Manlio Messina, quindi anche questa una curiosità che vi regaleremo all'interno del Punto tra i tanti ospiti di oggi. Grazie Luca, ricordo il programma in onda oggi alle 14.30, dopo il TG e domani alle 14 su Antenna Sicilia. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per parlare fra l'altro di fine vita. A tra poco. Tra battaglie legali e suicidi assistiti, il fine vita continua ad essere una questione etica e giuridica. Se ne è parlato a Catania in un convegno organizzato dall'AIAF, il servizio di Tonino De Mana. E Luana Englaro, Pier Giorgio Welby, DJ Fabo in Italia, le sorelle Kessler in Germania. Tra battaglie legali e suicidi assistiti, il fine vita continua ad essere una questione etica e giuridica e come tale suscita interesse per la tutela del diritto alla vita, alla salute e alla dignità. Se ne è parlato a Catania in occasione del convegno organizzato da AIAF Sicilia, sezione di Catania, e moderato da Michele Cucuzza. L'AIAF ha voluto attenzionare una questione molto importante, una questione anche molto dibattuta, oggetto di critiche,
è bene chiedersi, in un paese come il nostro, che è un paese civile, democratico, ma anche prettamente cattolico, se sia giusto che il diritto all'autodeterminazione della persona, ovviamente in una situazione molto delicata, sia un diritto inviolabile oppure no. In Italia il fine vita è regolato da leggi e sentenze che tutelano l'autodeterminazione del paziente, consentendo il rifiuto dei trattamenti sanitari e in specifiche condizioni il suicidio medicalmente assistito. Resta illegale l'eutanasia attiva. Nonostante i passi in avanti, bisogna fare i conti però con un persistente vuoto normativo. È una problematica molto importante perché si dà rilievo e ampia espressione al diritto di autodeterminazione del paziente in materia di trattamento di fine vita. Sono consentite le DAT previste dalla legge proprio del 2017, ma ancora manca una disciplina organica. Dignità, rispetto, possibilità di scegliere e libertà nel farlo. Il dibattito per garantire una morte dignitosa, amorevole e confortevole è ancora aperto. Erice ieri sera ha reso l'ultimo saluto al fisico Antonino Zichichi, morto a Roma a febbraio, ma che sarà tumulato proprio nel comune trapanese dove ha fondato il suo centro. Laura Spanò. Erice ieri si è ritrovata nel Real Duomo per dare l'ultimo saluto terreno al professore Antonino Zichichi, lo scienziato trapanese scomparso il 9 febbraio scorso. Erice non è una scelta casuale, qui sarà tumulato assieme alla moglie ed è in questa città che il professore Zichichi 63 anni fa ha fondato il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana, diventato negli anni punto di riferimento per fisici e scienziati internazionali grazie ai convegni e seminari sulle emergenze planetarie frequentati da premi Nobel. La celebrazione liturgica in suffragio officiata dal vescovo Pietro Maria Fragnelli è stata accompagnata dall'ensemble del Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Non era solo di altissimo livello la sua conoscenza scientifica, era anche di particolare efficacia la sua competenza nel trasmettere a ogni tipo di pubblico. Oggi molti lo ricordano anche da questo punto di vista. Presenti i familiari, le principali autorità del territorio e i figli, Cosimo, Lorenzo e Fabrizio. Nelle sue parole il ricordo del padre. Cosa perde l'umanità senza Zichichi? L'umanità non perde, ma non perde nulla se tutto quello che sono stati i suoi insegnamenti verranno continuati ad essere propagandati e portati avanti da tutte le altre persone a cui lui faceva riferimento. A seguire la cerimonia di intitolazione di Piazza della Loggia ad Antonino Zichichi, con la scopertura della nuova targa che lo dedica ufficialmente al fisico, un atto d'affetto della città nei confronti dello scienziato che ha portato Erice nel mondo e il mondo ad Erice, come ha ribadito il sindaco Daniela Toscana. E questa mattina un equipaggio del commissariato di Lentini in perlustrazione sulla provinciale 104 ha notato 4 cuccioli abbandonati sul ciglio della strada, quelli che vediamo in questa foto. I poliziotti li hanno portati in commissariato e dopo aver verificato che erano in buona salute, 2 di loro sono stati appunto adottati dagli agenti, come già aveva fatto nelle settimane scorse un loro collega. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, tra poco. Siamo al calcio, oggi pomeriggio Palermo atteso dal big match a Monza. Sentiamo Marco Gullà. Ci sono momenti nella vita in cui ti rendi conto di essere maturato, di essere diventato grande. Probabilmente è così anche nel calcio, ma bisogna dimostrarlo. Il Palermo forse grande lo è diventato, ma oggi pomeriggio dovrà confermarlo nel match più importante della stagione, quello all'U Power Stadium contro il Monza. Brianzoli secondi con 3 punti di vantaggio sui rosanero. In mezzo c'è il Frosinone. Il Palermo già l'occasione per agganciare proprio il Monza e ruggire tutto il suo orgoglio. Abbiamo una grande opportunità per fare una grande partita, poi non so come finirà, però quello che dirò alla squadra è che l'anno scorso io ho giocato, sono andato col Pisa adesso a Spezia e ho perso, ma in quella partita avevo capito che sarei andato in Serie A, per cui a volte si vince, si perde, ma dobbiamo dare l'idea che si stanno accorgendo tutti che ci siamo. Il Palermo dovrebbe andare in campo così: Joronen tra i pali, Peda, Bani e Ceccaroni in difesa, Pierozzi e Augello sulle corsie esterne a centrocampo, Segre e Ranocchia in mezzo, Palumbo e Leodaron sulla tre quarti, alle spalle di Poyampalo.
Dobbiamo continuare così e siamo orgogliosi di andarci a giocare una grande partita contro una squadra che è retrocessa da là, con un organico da Serie A, contro una corazzata, ma noi siamo come loro, siamo forti. In più abbiamo un pubblico straordinario alle spalle, per cui un popolo che ci spingerà, sappiamo dell'importanza della gara, ma qualunque risultato darà la partita non sarà fatto niente. Fischio d'inizio alle 17:15, arbitrerà Doveri. E anche per il Catania che domani gioca in casa dell'Altamura, ci dice tutto Marco Carli. Crocevia Altamura per il Catania, per Toscano, per la stagione. In Puglia contro la squadra di Mangia che insegue una posizione play-off bisogna dimostrare che il Catania c'è, che la batosta psicologica rimediata dalla consapevolezza di non poter più lottare per il primato è stata assorbita ed è emersa la voglia di giocarsi tutto nella seconda chance, quella degli spareggi promozione, dopo aver chiuso al meglio la stagione regolare. Condizione psicofisica fondamentale, lo ripete anche Toscano che in Puglia si gioca tanto per il suo futuro in panchina e che nella mattinata, prima della partenza, ha affidato le sue parole ai canali del club. Il nostro obiettivo è crescere anche dal punto di vista della condizione, della consapevolezza e della fiducia. Devi affrontare queste partite con la testa da dentro o fuori, crescere dal punto di vista della condizione e mettere tutto l'organico allo stesso livello e arrivare nelle migliori condizioni nel momento giusto. Non ci sono Rolfini e Forte, Toscano ha Lunetta e Caturano da alternare nel ruolo di attaccante. Sugli esterni si valuta l'alternativa Ponsi, eventualmente per Donnarumma. Quaini torna in mezzo con Di Tacchio. In difesa Celli dovrebbe riprendere il posto dal primo minuto. Trasferta aperta ai supporter etnei con tessera del tifoso. Da Catania ne arriveranno circa 200. Altamura Catania sarà trasmessa in diretta da Telecolor, primi collegamenti a partire dalle 13:30, poi la telecronaca in esclusiva in chiaro, infine le interviste ai protagonisti del match. Vediamo cosa fanno Trapani e Siracusa nel servizio di Sergio Colosi. L'obiettivo play-out passa anche dalla trasferta di oggi a Latina. In attesa della seconda penalizzazione, il Siracusa ritrova il campo, l'unico alleato con un bottino di 7 punti in 3 giornate. 8 lunghezze di ritardo da un Latina finalista di Coppa Italia, ma con una sola vittoria in 8 partite, 2-0 al Sorrento lo scorso 5 marzo. Gli azzurri puntano al successo per evitare l'ultima posizione e non staccarsi da chi li precede. Assenti Zanini, Marafini, Pannitteri e Falla. Futuro sempre più complicato per il Trapani, che domani in uno scontro diretto affronta in trasferta il Picerno. Sono 8 i punti di differenza tra le due squadre. Granata non esclusi dal campionato, ma scivolati al penultimo posto, con un altro processo fissato al 26 marzo. Si attende una reazione positiva sul campo, dove si registra una crisi senza fine, 7 sconfitte in 8 giornate. Il Picerno, che non vince dal 14 febbraio, 3-1 al Crotone, l'ultimo giustiziere a domicilio del Trapani, nell'ultimo turno ha perso a Cava, ottenendo 2 pari in 4 gare, risultati che hanno portato all'esonero di Bertotto e al ritorno in panchina di De Luca. Possibile esordio dell'ultimo acquisto, l'esterno offensivo Balla, scelto da Antonini per portare motivazioni ad uno spogliatoio che sembra essersi arreso. Tra gli infortunati, oltre al solito Ciuferri, c'è Vasquez. In chiusura una notizia di futsal, la Meta Catania reagisce dopo la sconfitta contro Eboli e batte Mantova ritrovando i 3 punti. I rossazzurri si sono imposti in trasferta con il punteggio di 3-2 e continuano ad occupare la prima posizione in classifica. Ed era l'ultima notizia, vi lascio adesso al punto condotto da Luca Ciliberti, grazie a tutti, un buon pomeriggio.